Il neo eletto sindaco, indossata a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, presta giuramento ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula: io, Marco Zonta, eletto sindaco del Comune di Rossano Veneto, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Fascia tricolore indossata e un po' di emozione per il nuovo sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta, che ieri sera nel corso del primo consiglio comunale ha prestato giuramento. È il primo atto formale del neo eletto primo cittadino, che ha poi presentato la sua squadra, gli assessori che lo affiancheranno in giunta per i prossimi 5 anni, a cominciare dal vice sindaco Morena Martini. Morena Martini, vice sindaco, assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici, ai grandi eventi e alla ricerca di fondi europei. Ma al tavolo di governo siederanno anche Elga Battaglina, riconfermata assessore, con deleghe all'istruzione, disabilità, infanzia, politiche giovanili, anziani, pari opportunità e gentilezza, Paolo Trentin, che guiderà l'assessorato allo sport, e infine Denis Marsan, assessore esterno, che si occuperà di bilancio, affari generali e personale. E sempre nel corso del primo consiglio comunale il sindaco Zonta ha illustrato il programma che l'amministrazione è intenzionata a portare avanti da qui al 2028, il completamento di Piazza Duomo, il restauro di Villa Caffo, ma anche nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti.